non aspetterò le parole di Ancelotti, questo è a caldissimo, perché prima di tutto non voglio sentire a nessuno, cioè sarà una settimana dura ad evitare di sentire le trasmissioni perché se ne diranno di ogni e io sì, voglio sentire il parere degli altri, ma ho una mia convinzione che porto avanti, non mi voglio fare influenzare da niente in questa situazione qua. Allora, malissimo, ma cremo, stu 4-3-3, aro e asciutto. Il mio problema non è il 4-3-3 in particolare, ma è una cosa che non avete mai fatto, non avete mai provato, non avete stabilito. L'avete fatta 2 anni fa con Hamsik centrale e non funzionava. Dopodiché è stato messo nel cassetto e non è stato aperto più. Sembra quasi... Guarda, stiamo parlando di Ancelotti, sembra quasi che abbia voluto dare una dimostrazione. Vi sento le vostre richieste di 4-3-3, mo lo metto e vi dimostro che non cambia un cazzo, anzi è peggio. È peggio perché non è un 4-3-3 alla Sarri dove tu hai un Jorginho che smista veloce, tutti che accompagnano, passaggi, si arriva in porta e si arriva a un passaggio pulito anche a rasoterra per Mertens prima punta. Non è kill. Non siamo proprio in grado. Io ho visto palle lunghe a lanciare Lozano, che speriamo che la controlla. Ho visto delle ripartenze sprecate da Insigne perché... Appunto, le letture. Ritorniamo sempre alle letture. Cioè, fammi vedere intorno dove la do. Forse Lozano è libero. Mertens sta tagliando. Tiro. No, così non va proprio bene. Non può andare bene. Quindi Ancelotti sulla graticola subito, ma proprio senza proprio problemi, perché non salvo nessuno. Quando vedo cose illogiche non salvo nessuno. Prima di tutto ci ho messo un sacco di tempo a capire se effettivamente era un 4-3-3 perché c'era un macello. Ma il macello, quello che vedo io, quello che pure voi, tutto confusionario. Ma siamo sicuri, io sono sicuro che anche i giocatori sono in confusione, perché tu, se una cosa non l'hai mai fatta, se sei Benzema, se sei Robben, se sei Modric e se sei Verratti, probabilmente la riesci anche a fare al volo una situazione diversa perché sei un campione e a fianco a te hai dei campioni e se gliela dai un po' così il campione la pulisce e si riparte. Ma se sei Yusai, se sei Zielinski, se sei Fabian, tutti, levamo Yusai e Amiez, sono buoni giocatori che però devono essere allenati. Alcuni sono giovani, alcuni non sono abituati a cambiare posizione ogni sfaccimma di domenica. Basta! Basta! Allora, non si può fare. Prima di tutto, io ho bestemmiato Yusai titolare perché Yusai è fuori dal progetto e non tiene genio, ma al di là del genio non ha proprio le capacità. Allora, il punto centrale di questo video, non voglio dilungarmi troppo. Voi avete giocato a pallone a livello amatoriale, a calcetto, a calcio a 11, insomma, con gli amici? Benissimo. Allora, quando capita una situazione al limite, ok? Per esempio c'è stato un intervento di Luperto che ha scivolato e Adani ha detto che bella scivolata che ha fatto, è pericolosa, oppure Allan che ha fermato quel contropiede sul calcio d'angolo, ottimo, ma perché sei forte, ok? Perché sei forte tecnicamente e allora quella giocata ti riesce. È chiaro, ascoltatemi bene. Allan è forte, l'ha bloccato. Luperto ha fatto un'ottima partita, tra l'altro, Luperto. Con il tempo giusto, scivola, interviene e salva una situazione. Tu amatoriale, ok? Tu subscriber e io amatoriale che andiamo a giocare a pallone. Quella scivolata la dobbiamo fare o no? No, perché al 90% quella scivolata non ci riesce e facciamo andare in porta l'avversario. Quando tu non sei in grado, devi aspettare. È evidente. Devi aspettare così l'avversario non è che può andare dritto in porta, ti deve superare. E quando abbiamo un altro giocatore che è amatoriale come noi, a superare è complicato. Ok? Quindi la scelta più giusta, la lettura più giusta, se non sei un campione, è aspettare. E andare all'indietro, così recuperano gli altri, crei superiorità numerica. Questo è il punto. Se Yusai gli fai fare il terzino piano piano, sistematico, palla dietro, palla avanti, palla vicino ad Allan o a Jorginho, va bene, ha fatto ottimi campionati perché quella è la sua dimensione e quello può fare. E lo può fare anche bene da 6, 6 e mezzo, senza mai raggiungere il 7 perché non ha le capacità.
lo può fare. Ma se devi fare le letture, se devi prenderti dei rischi, devi essere fortissimo. Non forte, fortissimo. Ancelotti, l'errore più grave di Ancelotti è sopravvalutare questa rosa e pensare che dove li metti, Zielinski e Fabian faranno sempre la lettura più giusta. Centrale, esterno, esterno destro, esterno sinistro, accompagnatore, trequartista, davanti alla difesa, faranno sempre la scelta più giusta. No, non lo faranno perché non sono dei fuoriclasse finiti. Ok? Quindi devono fare la lettura. La lettura non riesce sempre perché non è Modric, perché non è Xavi Alonso e non è Xavi. È chiaro? Questo è il problema. Ancelotti, se non può, sti giocatori li devi allenare, gli devi dire cosa devono fare perché altrimenti sono in confusione. Non capiscono che hanno fa. Non lo sanno fare, non lo leggono la cosa. Quando è che il Napoli è andato meglio oggi? Quando ci siamo rimessi 4-4-2 e quando ci siamo affidati ai cross. E abbiamo scoperto che Callecon, che per anni non ha potuto crossare, ha un ottimo cross, è educatissimo. Di Lorenzo molto bene. E un'altra volta tutte le occasioni sono capitate sulla testa di Llorente, che deve giocare sempre. Ma perché siamo arrivati a questo? Quando Llorente è stato preso all'ultimo a tutto, quasi come, vabbè, una soluzione alternativa per quando non funzionano le altre idee. Ma le altre idee dove stanno? Questo voglio capire. Allora, se l'unica idea che abbiamo è palla alta per Llorente, tanto vale, insomma, riorganizzare tutta la situazione, gestire con i cross. Giochiamo col 3-5-2 a questo punto. Metti Llorente e Milik, le fasce che si alternano e mettono i cross in continuazione. Giochiamo così. E in difesa recuperi un po' più di tranquillità, perché i terzini a sinistra non vanno buona. Il Gulam è chiaro che non gioca perché sta a pezzi. Insigne non gioca perché sta a pezzi. Non c'è nessun caso Insigne, stanno a pezzi. Allora ci sono le due cose principali. Questa squadra, la preparazione, non ho capito, a parte gli infortuni, che la componente sfortuna c'è, stanno proprio male fisicamente, non li vedo lucidi, brillanti. Non va buono. Allora poi c'è il Panariello. Qualcuno, Angioletto, mi ha detto l'amico, mi ha detto, il Panariello oggi gioca Lozano con Mertens, vediamo, il modulo, stavolta mettiamo il 4-3-3, voglio così non va buono. Così non va bene proprio. Consapevolezza dei limiti dei nostri giocatori, fare in modo che i pregi dei nostri giocatori vengano esaltati. A me Fabian Mezzala non è dispiaciuto, è andato al tiro addirittura col destro, ha fatto un buon primo tempo, ma poi al fin della fiera quante occasioni vere, buone abbiamo avuto? Quelle con Llorente, dove è stato chiuovissimo, perché poi non è che Llorente le può risolvere tutte, comunque un giocatore che ha fatto a fine carriera, ok? Allora, gli errori che ha fatto oggi Llorente, stava là. Ma come stava là Milik? Allora sono comparabilissimi sotto questo punto di vista. Ma almeno Milik, mi diceva il mio amico Antox, mi ricordava che almeno ha il tiro da fuori, almeno ha più gestione, insomma, scambi con i compagni, eccetera, eccetera. Ma li devi mettere in condizione, devi avere un'idea di gioco che ti porta a fare certe azioni. Mi sto dilungando troppo perché è talmente avvilente che uno dovrebbe fare un video di mezz'ora e analizzare ogni singolo giocatore, come metterlo in condizione di esprimersi al meglio. Lozano, mi fa male vedere Lozano così. O lo devi lanciare in profondità, oppure lo lanci, lui deve fare un controllo difficile, accerchiato da 5 giocatori e non lo aiutate. Ma così, ma che te pensi? Che è Ribéry? Che come gliela dai, se ne va? No, è un attimo, è il primo anno di Lozano nel nostro campionato, sa d'ambarà. Lo devi mettere in condizione di non bruciarlo, perché la comparazione con Vargas è lì dietro l'angolo. È chiaro, è chiaro. Allora io non me la voglio... Con Milik lo sapete, ho smesso di difenderli i giocatori, però non... Llorente non è la soluzione di tutti i mali, è la ricerca di un gioco, è la ricerca di un'idea. Altrimenti non andiamo buoni, non arriviamo manco quarti quest'anno. Veramente sono preoccupatissimo questa volta, perché l'Atalanta gioca benissimo. La Roma, la Lazio, insomma, ce la dobbiamo giocare con quelle là. A questo punto, no? Inter e Juventus non ne guardiamo proprio, ma per carità, per continuità, per idea di gioco.
assolutamente. Siamo ben lontani. Il famoso vantaggio che dovevamo avere avendo Ancelotti, non avendo cambiato allenatore, è tutto il contrario, perché Ancelotti fa le cose che non hai mai provato in 2 anni, quindi è come avere un allenatore nuovo ogni domenica. Pensate un poco a Rosima arrivati. Stai sopravvalutando questa rosa, caro Ancelotti, stai sopravvalutando questi ragazzi che, poverini, probabilmente ce la mettono tutto. Mertens si è dannato, ma non sei stato efficace, hai fatto qualsiasi ruolo oggi e non va buono, ne fa uno solo, ma fallo bene. Seconda punta dietro uno alto, Llorente o Milik, che ste, guagliù, ma semplice proprio. Ma torniamo alla semplicità, perché basta questi esperimenti, basta, non siamo in grado, punto e basta, non siamo in grado. Salvo Di Lorenzo, grande acquisto, grande giocatore, bravo in difesa, bravo in proposizione. Salvo Luperto ha fatto un'ottima partita. O Guaglione si è dimostrato così. Io avrei addirittura, ho detto ai miei amici, volevo Di Lorenzo non si tocca da là, è troppo importante. Manolas, Tonelli, meglio Tonelli e Luperto a sinistra. Pensate un poco come volevo, perché non volevo vedere Yusai là dietro. Ma non ha importanza. Luperto ha giocato bene, centrale, quindi andiamo avanti. Yusai disastrosissimo, mi dispiace per l'infortunio, riprenditi presto e resta in panchina. Gulam peggio di lui, incredibile, non ce n'è proprio per nessuno. Allan centrale di centrocampo, Sopoffa, però non è la sua cosa, dipende da cosa gli chiedi, perché se gli chiedi di fare il Jorginho non ce l'ha. Se può fare il Frangiflutti gli serve comunque uno a fianco, perché se no vieni messo in mezzo. Zielinski poca roba proprio oggi, Fabiano un poco meglio, ma comunque troppi tocchi. Non ci siamo. Insigne, Lozano, e Mertens, ma non per colpa sua, perché ci ha provato, ma non va buono. Sono delusissimo, sono incazzatissimo. Callecon meglio, molto meglio quando è entrato, perché lo metti là e sa quello che deve fare. Non va proprio. 12 minuti, iscrivetevi al canale, facete quello che volete voi. Ancelotti, mo ti sto addosso, perché ancora non ti ho sentito, sentirò solo lui, voglio capire che tipo di atteggiamento hai, perché così non va buono. State buono. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non lo edito nemmeno, vi guardate tutti i 12 secondi così come sono. Minuti, secondi.